Simone Contu, complimenti, 2 gare con Sant'Enà, 3 gol, il bomber del Tortolì, giocava un po' più dietro oggi. Sì, diciamo che non sono uno abituato a segnare, è stata una sorpresa anche per me, però dai, è andata bene, me la godo, erano sorpresi tutti. Sorpreso molto perché il primo gol arriva col destro, che non è propriamente il tuo piede, anche se lo Esatto. utilizzi. Esatto, non è il mio piede, se mi capita lo uso, è andata bene, una palla che arrivava al limite dell'area, ho detto ma Era sì, invitante. proviamo con la stampella. Mentre la seconda l'hai cercata, perché già l'andata hai fatto gol dalla bandierina, questa volta era tra virgolette un po' più facile. Attenzione. Te l'aveva promessa il buon Pili. E beh, non vedeva allora. Sì, la punizione, diciamo che anche questa volta ho mirato alla porta, è andata bene, è uscita praticamente all'incrocio, Esatto. meglio di così. Senti, cosa si prova poi? Perché oggi stadio pieno, segni, vai a festeggiare sotto la curva, sotto la tribuna, credo che sia una bellissima soddisfazione. Sì, è molto bello. Oggi infatti c'era tutta la tribuna piena, sia dei nostri tifosi che di quelli del quarto. È stata una partita molto bella. Poi se segni vai, ne approfitti, dai, non sei abituato, vai a festeggiare sotto di loro, è bello, fa piacere. Senti, dal campo, primo tempo grande sofferenza perché Sant'Enà ha costruito diverse occasioni, ha preso la traversa, voi avete preso il palo con Oses, però il Sant'Enà più in palla, vi ha tenuto molto sulla vostra metà campo. Sì, sono d'accordo, il Sant'Elena è una squadra molto forte, abbiamo avuto, cioè ce la siamo giocata in tutte le partite, anche in campionato, e loro ci hanno messo tante volte in difficoltà. Fortunatamente siamo riusciti a tenerli bene al primo tempo, dove hanno giocato nettamente meglio, il secondo tempo magari forse poco più noi, ma comunque anche loro nel secondo tempo ci hanno dato un po' di filo da torcere, e poi quelli sono stati episodi alla fine. Un po' come in campionato all'andata, che poi nel finale li avete raggiunti, quindi sapevate di averne forse un po' di più. Magari sì, poi comunque loro sono partiti forte, quindi Non ci potevano ci può stare che anche con questo caldo alla fine non mollassero, ma comunque che avessero un po' di energia in meno, quindi noi ne abbiamo approfittato. Simone, avete festeggiato che cosa? Perché purtroppo quest'anno vincere i playoff non dava l'automatica promozione in eccellenza, però siete lì che aspettate, adesso vediamo il gavettone al presidente. Giusto così. Aspettate buone notizie, no? Sì, diciamo che noi stiamo festeggiando più che altro tutto il campionato, perché quando dopo mi sa 8, 9, 10 giornate sei nei play-out, puoi vincere i play-off, è bello, è una soddisfazione enorme. Quindi festeggiamo questo, speriamo serva per salire in eccellenza, se non serve noi il nostro l'abbiamo fatto, più di così alla fine Certo, sarebbe stato un miracolo Certo. sportivo incredibile. Simone, tanti complimenti, in bocca al lupo per questo ripescaggio. Grazie e crepi il lupo. Grazie.